Se lo chiedono i cittadini, un sindaco può fare mandati senza limiti. Giancarlo Gentilini liquida così chi gli contesta di essere al governo della città di fatto da ormai oltre 20 anni, invocando l'alternanza. Perché la Lega è partita dalla vittoria di Gentilini a Treviso. Io sono dell'avviso che i mandati possono essere anche all'infinito, purché questo sia la volontà dei cittadini. Le gerarchie dell'alto a me non interessano. Quindi se i cittadini vogliono un sindaco che dura 1, 2, 3, 4, 5 mandati, vuol dire che è una scelta del popolo e il popolo deve essere rispettato. Me ne frego dei grandi capi dei partiti politici. Lo sceriffo rimane deciso a correre in prima persona per le prossime elezioni comunali e non si lascia dissuadere dai contrasti sul suo nome in seno a Lega e PDL. Vedi, Giobbe è passato alla storia come quello che ha sopportato la più grande pazienza. Anche Gentilini sta portando molta pazienza, perché lo faccio non nei confronti del PDL o della Lega, lo faccio nei confronti del popolo trevigiano, il quale vuole un'amministrazione seria, onesta, trasparente, come è stata dal 1994, perché i salti nel buio li vediamo a Roma. Le votazioni hanno causato un blackout di tutta l'economia, di tutti quanti i rapporti italiani, e non voglio che a Treviso succeda la stessa cosa. Gentilini è il garante massimo della continuità dell'amministrazione. Voglio fare il ventennio che passi alla storia per la città di Treviso ma particolarmente per tutti i miei cittadini. Proseguono intanto gli incontri tra il segretario provinciale della Lega, Giorgio Granello, e l'omologo del PDL, Fabio Chies. Secondo Granello, un'intesa potrebbe essere raggiunta già entro la settimana. Per Chies, più del nome del candidato sindaco, l'accordo deve basarsi sui programmi, ma il leader degli azzurri respinge anche le accuse secondo cui il PDL starebbe temporeggiando per cercare di strappare un numero maggiore di poltrone.